terminata con il risultato di 2-2 la sfida contro il San Vitolo Capo. Siamo qui con il tecnico Alfonso Miosi. Le chiedo subito, c'è un pizzico di rammarico per questo risultato? Certo che c'è. Di solito vengo anche col sorriso, però questa volta sono abbastanza arrabbiato perché dobbiamo essere più cattivi sotto porta. Abbiamo giocato, sì, abbiamo imposto il nostro gioco, però sotto porta dobbiamo essere più cattivi. Oggi per me il migliore in campo è stato il loro portiere, non lo dico per retorica, ma basta vedere gli highlights e le immagini, e purtroppo abbiamo fatto, mi pare, 2 errori e abbiamo preso 2 gol. E non va bene perché appunto se becchi un avversario ben allenato, cinico e cattivo, può capitare che ti fanno gol, ed è quello che ci succede per adesso. Sapevamo che il San Vito è un'ottima squadra, sapevamo che veniva da 2 risultati utili consecutivi e che non era facile, l'abbiamo allenata bene in tutti i campi, l'unica cosa è che sotto porta non siamo stati cattivi come volevo. Il primo gol preso è arrivato sul primo tiro concesso, tra l'altro con un'occasione da fuori dopo un fallo laterale. Le chiedo, dal punto di vista psicologico, quanto è stato determinante, dal punto di vista chiaramente negativo? Cambia perché abbiamo avuto, mi pare, 3 o 4 palle gol dove il loro portiere ha fatto ottimi interventi. Noi dopodiché, se non era, abbiamo subito un piccolo blocco e poi Fabrizio è stato bravo a metterla all'angolino dove Mazzola non è arrivato. Ripeto, abbiamo fatto pochi errori, ma in quegli errori abbiamo preso gol e non va bene, quindi vuol dire che dobbiamo alzare ancora di più l'asticella e cercare di fare meno errori possibili, ma ripeto, ancora una volta dobbiamo essere più cattivi sotto porta. Nel secondo tempo una sorta di doppio centrale con Tuvello Bianco è una soluzione che vedremo più volte in questa stagione? Sì, non è retorica, finalmente abbiamo pure lo Bianco, oggi ci mancavano altre 2 persone, però loro possono giocare anche insieme perché Tuve può fare il doppio ruolo. Ho preferito fare così per pressare a tutto campo e essere anche ben messi a livello difensivo. È stata un'ottima opzione, abbiamo fatto diverse trame di gol, però poi non siamo riusciti più oltre il pareggio. Adesso invece diamo uno sguardo al prossimo match contro l'Isola Calcio a 5, una formazione che avete affrontato anche di recente. Cosa si aspetta dalla partita, come la preparerà e soprattutto se penserà anche alla partita persa in Coppa? Sono 2 partite diverse, in Coppa io ho fatto molto turnover. Ovviamente noi veniamo dal 6° risultato utile consecutivo, abbiamo fatto nelle ultime 6 gare 2 pareggi, compreso oggi, e 4 vittorie. Io sono contento, la mia squadra sa che noi dobbiamo pensare partita dopo partita, poi a dicembre tireremo le somme dopo aver incontrato tutte le squadre e cercheremo di capire dove ci possiamo andare a posizionare. Affronteremo la partita Isola in maniera come la affrontiamo tutte, sperando di essere stavolta più cattivi sotto porta e magari chissà portare un risultato utile che per noi farebbe tanto.